Notizia tratta dal sito internet pordenoneoggi.it, apparsa l'8 giugno 2012. Tribunale Pordenone ingloba Portogruaro. Il Tribunale circondariale di Pordenone acquisirà la circoscrizione giudiziaria di Portogruaro da quello di Venezia, mentre il Tribunale di Tolmezzo verrà chiuso e accorpato a Udine. È quanto previsto dal decreto del Ministro della Giustizia Paola Severino e l'annuncio è giunto dall'onorevole Carlo Monai dell'Italia dei Valori, che ha anticipato i contenuti della delega per il riordino delle sedi giudiziarie, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 13 settembre prossimo e sarà sottoposto al parere consultivo del Parlamento. In Friuli Venezia Giulia, secondo le anticipazioni dell'esponente dell'Italia dei Valori, Pordenone acquisirà Portogruaro da Venezia. Se il provvedimento otterrà il via libera del Parlamento, per Pordenone si tratterebbe di un potenziamento nella direzione peraltro auspicata dagli avvocati operanti nella circoscrizione di Portogruaro. Questa notizia, però, è stata definita come priva di fondamento dall'onorevole portogruarese Andrea Martella nel corso della trasmissione televisiva La Voce della Rete. Andiamo a una domanda subito dal pubblico, poi c'è un'altra agenzia. Notizia che sicuramente l'onorevole Martella vorrà commentare. Lei vuole commentare? La leggo. La legga, così invece se sembra la mia voce sentono la sua, legga pure. No, la leggo. Ad alta voce però, se no a casa non la legge. Gestione unica della giustizia per il portoghese pordenonese, un'ottima notizia, ma mi pare una notizia, la commento volentieri, ma la notizia in sé è priva di fondamento, l'ho letta anch'io dalla stampa locale. Priva di fondamento. Ho visto che l'ha dichiarata un collega del parlamentare, però dell'Italia dei Valori, Monai mi pare che l'abbia dichiarato sulla stampa locale. Dalle notizie che ho io, che sono abbastanza certe e fondate, c'è un piano del Ministro della Giustizia che prevede la chiusura di tutte le sezioni distaccate dei tribunali. E questo piano verrà presentato prossimamente in Parlamento. In questa chiusura incorrerebbero quindi la sezione staccata di Portogruaro, di San Donà, di Dolo e di Chioggia. L'altro giorno, su mia istanza, il sindaco di Portogruaro ha avuto un incontro con il responsabile del Dipartimento del Ministero della Giustizia per spiegare come nel caso di Portogruaro ci siano le condizioni di specialità del territorio, visto la grandezza della nostra provincia, di vicinanza con il Friuli e di diciamo, necessità di dare delle risposte ai cittadini in un territorio molto lontano di Venezia, da Venezia, di fare uno sforzo per tenere aperta la sezione staccata di Portogruaro. L'ipotesi del pordenonese è probabilmente una supposizione, un'idea di qualcuno. Da quanto mi risulta, ho notizie abbastanza certe, non è questa la proposta che farà il Ministero, perché il Ministero, come ho detto, si muoverà nell'ambito di una chiusura. Bisognerà far capire che forse un presidio della giustizia tra Trieste e Venezia, per esempio a Portogruaro, sarebbe molto importante.